Terza corsa, una prova per 4 anni, vincitori da 5 a 26 mila euro in carriera. Una bella prova per 8 soggetti, all'1 Donald LP, 2 Daniela V, 3 Dama di Corte, 4 Danubio Tav, 5 Duchessa Griff, 6 Desiree Joyeuse, 7 Diana Piz, 8 Dylan Chris. Si ritrae dal 6 Desiree Joyeuse. E allo stacco è veloce Duchessa Griff, che va a condurre su Dama di Corte, poi sbaglia Daniela V, lasciando la terza posizione a numero Donald 2 LP. Daniela V, Allo squalificato. scoperto c'è invece Danubio Tav che si porta in scia Dylan Chris. Allo steccato Diana Pizza precede Desiree Joyeuse. 14,4 per i primi 200 metri di Duchessa Griff, che come da caratteristiche si scatena in avanti. Un paio di lunghezze meglio nei confronti di Dama di Corte, quindi Donald LP, poi all'esterno Danubio Tav, sposta per andare in seconda pariglia Diana Piz, che ha un'incertezza, rimane di trotto. 29,8 per i primi 400 metri di corsa, i 600 in 45,2. Duchessa Griff tutto sommato neanche in maniera troppo veloce al comando. Nella sua scia è sempre Dama di Corte, poi Donald LP e Danubio Tav apparigliati che cercano di avvicinare le due fuggitive. 1 minuto e 2 decimi per la metà gara. Duchessa Griff prosegue indisturbata a battistrada sempre su Dama di Corte, poi Donald LP e Danubio Tav al chilometro. Questi non hanno ancora raggiunto le prime due. La figlia di Ideale Luis passa il chilometro numero in 4 1.15,1, Danubio parziali Tav, regolarissimi. squalificato. Sbaglia Danubio Tav, che lascia così allo scoperto Diana Piz, che cerca la risalita, trova sulla sua strada l'anticipo da parte di Donald LP, che sposta e va a lato di Dama di Corte. Intanto la leader ha fatto 14,3 per la retta opposta alle tribune, cerca la fuga Duchessa Griff, Donald LP che progredisce all'esterno. Poi ancora Diana Piz, Dylan Chris e Desiree Joyeuse. Quando siamo a 250 metri dalla conclusione, Duchessa Griff che cerca la difesa dall'attacco deciso di Donald LP. La retta arrivo con Donald che passa nei confronti di Duchessa, di dentro Dame di Corte, a largo Diana Piz, Donald LP in vantaggio. Donald LP che si mantiene in vantaggio sull'arrivo di Diana Piz. Al terzo posto Dama di Corte. 1,58 e 1,13,4. Il ragguaglio cronometrico si chiude molto svelti ed il più svelto è Donald LP, Roberto Vecchione, Holger Ellerd, i colori della scuderia Star Lux, il figlio di Nesta F, Principessa LP. Sposta da terzo in corda a 500 dal palo e passa facile per vincere nettamente su Diana Piz, che è seconda. Al terzo Dame di Corte 1,73 in numeri. Il successo di Donald LP e Roberto Vecchione.